Buonasera e benvenuti a Dai Reporter Sera. Questa sera puntata importante perché gli ospiti sono numerosi. Come vedete alle mie spalle abbiamo oltre 70 persone e rappresentano i cittadini del Veneto. Perché oggi così tante persone? Lo scopriamo qui con noi Alessandra Moretti per parlare di Veneto, di prospettive nella nostra bellissima regione e di possibilità, candidata alle primarie del PD e candidata quindi alle prossime elezioni 2015. Buonasera. Buonasera, grazie. Grazie quindi di essere qui, grazie a casa che ci state seguendo. Riassumo brevemente quali sono le regole del gioco. Inteso in questo senso, questa sera abbiamo dei cittadini in studio, liberi, domande libere al nostro candidato a governare la regione Veneto. Ricordiamo il 30 ci sono le primarie del PD. Le domande sono libere, qui in studio cittadini, rappresentanti associazioni, rappresentanti liberi professionisti, studenti. Abbiamo anche degli imprenditori, abbiamo quello che è il Veneto, il territorio. Iniziamo con le domande. Saranno 2 ore di approfondimento dove l'europarlamentare Moretti risponderà direttamente al nostro pubblico. Con chi cominciamo questa sera? Chi si è prenotato per prima? Prego. Carpanese Giuseppina, presidente del Comitato Alluvione Veneto 2010. Io vorrei portare alla conoscenza dell'onorevole il problema dell'idrovia. Prima di tutto parlo dei bacini di laminazione, che questi non sono sufficienti. Si è cominciato a prepararli, però non risolvono il problema della parte sud di Padova. E quindi le piene del Bacchiglione, le piene del Brenta sono un grossissimo pericolo. Ogni autunno e anche ogni primavera, perché può capitare anche così, noi viviamo al cardiopalma, è una cosa terribile. Questa idrovia, che è un'incompiuta, è un problema per la politica, non riusciamo a capire perché. Dal 2010 noi la stiamo spingendo in tutte le maniere e c'è la politica che invece ha delle grosse resistenze. Allora lei, come futuro presidente, cosa pensa di fare, che spinta potrà dare in questo, perché siccome con il Salva, lo Sblocca Italia, sono state sbloccate alcune opere, fra queste c'era anche la Orte Mare, e per noi questa è una cosa intanto molto pericolosa. Domande concise perché siete tantissimi. Sì, molto pericolosa, secca, perché era in prego. collegamento con la camionabile che distruggeva l'idrovia. Questa è la domanda che io le pongo. Rispondiamo subito? Rispondiamo al subito, volo. prego. Allora, la signora Giuseppina mi dà la possibilità di rispondere ad un tema, diciamo di affrontare un tema a me molto caro, perché nel 2010 ero vice sindaco quando anche la mia città, Vicenza, è stata colpita duramente dall'alluvione. Partiamo dal presupposto che purtroppo in Italia oggi si muore ancora a causa dell'acqua, si muore ancora a causa di mancate scelte da parte della politica, non della politica di oggi, neanche della politica di 5-6 anni fa, ma della politica di 30 anni fa. Cioè è da 30 anni che noi siamo consapevoli di vivere in un territorio fragile ed è da sempre che noi riteniamo che la tutela dell'ambiente non sia una priorità, perché non si vede. Cioè non sono quelle azioni che fanno consenso, perché non si vedono. Allora, io credo che il tema dell'idrovia vada affrontato, vada realizzata un'opera che aiuterebbe fortemente la diminuzione di problematiche legate alle alluvioni. Non possiamo consentire, e qui vediamo delle immagini che parlano, no? Non possiamo più consentire che i cittadini ogni anno in questo periodo vivano incubi. Stamattina io ero proprio nella Bassa Padovana a fare una visita alle aziende, alle eccellenze della zona, e mi dicevano anche loro: guardi, noi abbiamo una difficoltà in più, non soltanto resistere alla crisi, ma noi dobbiamo addirittura far fronte a una problematica che non possiamo controllare. Allora io credo l'idrovia va realizzata e va anche sottolineato al governo quali secondo noi sono le priorità, e lo faremo perché intanto dobbiamo sicuramente efficientare anche quel tipo di trasporto, dobbiamo efficientare il trasporto su rotaie per evitare una cementificazione ulteriore, quindi
un mangiare il nostro territorio, che è una delle cause del dissesto idrogeologico, e dobbiamo quindi dare una risposta di certezza e di sicurezza a quei cittadini che ancora oggi, se non sbaglio, attendono dei rimborsi. Quindi io credo che quei cittadini che sono stati alluvionati nel 2010 e ancora oggi attendono dei rimborsi, a quei cittadini noi dobbiamo dare una risposta. Rimborsi che peraltro sono stati ridotti nelle tipologie proprio di rimborso, quindi automobili, quindi non vengono rimborsate, elettrodomestici allora, non vengono rimborsati. Prego. Io sono Susi Bodon, comitato Una Mano per Battaglia. Buonasera. Buonasera. Allora, io intanto volevo fare presente questo discorso per i rimborsi. Io e noi siamo stati alluvionati a febbraio del 2014. E da quello che sappiamo noi è che comunque dal 2010 è stato cambiato il decreto, nel senso che i rimborsi non sono più complessivi di tutti i danni che hai subito, ma comunque di una parte dei danni, cioè la parte interna, parliamo di caldaia, della muratura, non delle auto e non dei mobili. Sì, ho letto. Ecco, allora io volevo sapere se lei poteva in qualche modo fare attivare che invece le cose siano diverse, perché logicamente i mobili in casa non li abbiamo cambiati perché li abbiamo voluti noi, ma perché comunque siamo stati costretti. E poi un'altra cosa, come intende, se verrà eletta, salvaguardare il territorio del bacino uganeo. Grazie, prego. Allora, guardi, io penso che da questo punto di vista noi dobbiamo invece, come dicevo prima, se si era preso un impegno di garantire determinate forme di rimborso, noi dobbiamo aiutare quei cittadini che non hanno nessuna colpa se la loro macchina è andata sott'acqua o i loro mobili non sono più agibili. Io ricordo che appunto quando sono stata colpita dall'alluvione del 2010 visitavo capannoni, fabbriche, artigiani, negozi e anche abitazioni dove la situazione era drammatica. Noi ovviamente a quei cittadini che hanno perso tutto dobbiamo cercare di dare una risposta, e quindi da questo punto di vista qua io mi impegnerò a rivedere eventualmente, adesso devo prendere in mano tutta quella normativa che è stata cambiata, dovrò capire perché, però mi impegno anche, signore, eventualmente a tirarmi giù il suo numero, il suo contatto, certo. Approfondisco questa materia ulteriormente, così sarò in grado di darle una risposta molto più precisa, perché il tema della tutela idrogeologica e di tutte quelle infrastrutture che dobbiamo fare per aiutare il nostro territorio a resistere, compresi appunto i bacini, lei me ne ha detti prima, sono stati realizzati soltanto 2 bacini in tutto il Veneto su un tot di bacini che invece erano previsti, sono fondamentali ma non sono unici e sufficienti per arginare questo problema, per cui dopo magari, signora, se lei mi dà i suoi contatti, i riferimenti, io poi mi impegno a studiare bene la situazione e a darle una risposta sicura su questo. La ringrazio. Grazie, continuiamo il giro, vedo un microfono, sindacato autonomo di polizia, quindi cambiamo completamente argomento, a lei la parola. Buonasera. Buonasera. La domanda è semplice, qual è il modello di sicurezza che il candidato intende proporre alla Regione Veneto, visto che negli ultimi 20 anni la politica non ha dato delle risposte ai cittadini? Mi riferisco ad esempio alla penalizzazione per quanto riguarda Padova, non si è voluto costruire una nuova questura più funzionale alle esigenze dei cittadini, e alla Regione Veneto per quanto riguarda il fatto che non si sono creati quei presupposti per costruire un CIE, un centro per l'identificazione e l'espulsione dei cittadini. Ricordo che Padova è una delle città crocevia della criminalità, basti leggere la cronaca che ci vede anche protagonisti in parecchie denunce a livello mediatico, per cui qual è il modello di sicurezza, considerato anche i tagli che la Polizia di Stato e le ben 7, forse troppe forze di polizia a livello nazionale? Questa era la domanda. Allora, la ringrazio anche a lei di questa domanda, perché mi consente di sviluppare un tema che mi è molto caro. Cioè, io credo che uno degli argomenti sui quali dobbiamo focalizzare la nostra attenzione è di restituire la sicurezza ai nostri cittadini, e per far questo dobbiamo restituire dignità a chi fa e cerca di garantire la sicurezza agli altri, quindi forze di polizia, dalla polizia municipale alla polizia di Stato e carabinieri.
Io credo, guardi, che in Veneto e anche per il Veneto serva un piano straordinario per la sicurezza. Dico straordinario perché è straordinaria l'emergenza. E mi spiego, io credo che dobbiamo metterci intorno a un tavolo tutti gli operatori della sicurezza, garantendo loro delle priorità e anche delle tutele, e dobbiamo però investire quattrini. Le faccio un esempio. La Regione ha azzerato il fondo per la sicurezza, era fino al 2010 pari a 23 milioni di euro, dal 2010 in avanti è pari a zero. Noi non possiamo garantire la sicurezza dei nostri cittadini senza dare ai sindaci risorse per due cose, le dico, semplicissime: illuminare a giorno le nostre strade e i nostri quartieri e i nostri parchi. Riprendiamoci i parchi, cioè io ho visto adesso il lavoro che è stato fatto a Milano. Corso Buenos Aires alle 11 di sera è illuminato a giorno con una illuminazione a LED straordinaria a basso consumo che ti dà la percezione della sicurezza. Io giro per le strade di sera ma sono sicura perché c'è luce. La luce è la prima forma di deterrenza. La seconda, circuiti a telecamere performanti. Ci sono degli imprenditori veneti che fanno della tecnologia straordinaria in termini di sicurezza. Mettiamoci intorno a un tavolo, diamo ai sindaci un po' di quattrini che vengono anche dai fondi strutturali europei. Attenzione, l'Europa per le smart cities ci dà dei fondi strutturali, ci dà dei milioni di euro per garantire le nostre città più sicure, per garantire noi sicurezza. Stiamo portando a casa questi finanziamenti, noi Regione, noi Italia. Possiamo oggi fare di più. Possiamo fare di più, non abbiamo fatto male ma non abbiamo fatto neanche molto bene, noi dobbiamo fare meglio, meglio e meglio, dobbiamo essere una regione modello. A me piacerebbe che del Veneto si parlasse per tutti i settori, dall'impresa all'export, alla sanità, alla scuola e alla ricerca, alla sicurezza, al modello di imprenditoria, di innovazione, alle donne, cioè noi dobbiamo fare, diciamo così, dobbiamo ritornare a svolgere quel ruolo di leader europei e nazionali, un ruolo a cui forse abbiamo un po' abdicato in questi anni, ci abbiamo un po' rinunciato, ma guardi che dal punto di vista della sicurezza noi possiamo fare molto e anche, devo dire, senza troppi sforzi, perché se la Regione decide di fare sistema e di promuovere una seria organizzazione tra tutti quelli che fanno sicurezza e che si occupano e operano nella sicurezza, io credo che da questo punto di vista possiamo fare molte cose. Grazie. Abbiamo parlato di comuni, grazie ovviamente, e abbiamo Maria Rosa Pavanello, Presidente ANCI Veneto, prego. Sì, allora, diciamo che è all'ordine del giorno tutti i problemi che oggi hanno i comuni, problemi enormi, la legge di stabilità è passato un po' in secondo piano, però i tagli che colpiscono i comuni saranno enormi e sono tagli che si ripercuotono sui servizi ai cittadini. Sappiamo che il nostro Veneto, la stragrande maggioranza dei comuni, in realtà sono comuni virtuosi e quindi esiste questo problema che è un problema enorme e che va fatto sentire veramente anche a livello nazionale. E questo ormai è diventato un problema, perché ricordiamoci che i comuni sono la parte più vicina ai cittadini, per cui se si toglie non importanza ma credibilità, credo che sono a rischio tutte le istituzioni democratiche. Noi spesso siamo in primissima linea a prenderci le responsabilità, anche quelle che non abbiamo. Abbiamo bisogno di interlocutori seri e di confronti continui e quindi le chiedo come intende improntare il rapporto con i comuni, perché questo è un po' mancato, non è stato istituito il centro delle autonomie locali, siamo l'unica regione in Italia e questo è un tema fondamentale e su tutti gli argomenti serve un confronto continuo e quindi le chiedo rispetto a questa tematica come intende affrontare appunto il suo programma. Grazie. Tanto grazie alla Sindaco, ci tengo molto a questo tema perché avendo fatto la vice sindaco per 5 anni so che cosa vuol dire subire, se vuoi anche ingiustamente, un patto di stabilità che non ti consente di spendere risorse per i tuoi cittadini. E siccome il sindaco, gli assessori, gli amministratori locali sono il primo anello vicino alla gente, sono quelli che girano in bicicletta, che vanno al mercato, che accompagnano i figli a scuola e si confrontano quotidianamente con chi ti chiede risposte, perché questo il cittadino chiede al sindaco le risposte, io credo che noi dobbiamo mettere nelle condizioni i nostri sindaci di poter guardare in faccia ai propri cittadini con serenità, con determinazione e con certezza.
Allora, da parte mia, siccome io vengo da quell'esperienza lì, cioè vengo dall'esperienza di amministratore, il cui vestito non ti togli mai, perché quando uno nasce sindaco o assessore si porta dietro questo vestito per sempre, in qualsiasi luogo vai, no? C'è questa pragmaticità, questa voglia di risolvere i problemi. Le dico questo, che da parte mia non solo ci sarà la massima disponibilità all'ascolto, ma ci sarà la massima disponibilità a rappresentarvi, perché ritengo che sia profondamente ingiusto che siano proprio i comuni virtuosi a subire le conseguenze più negative di regole che invece magari con i comuni meno virtuose vengono applicate, perché alla fine bisogna sempre derogare, perché alla fine c'è qualcuno più furbo di te che magari sfora il patto, ma c'è sempre qualcuno che glielo ripiana con i soldi magari dei comuni virtuosi. Allora, siccome la regione Veneto è una delle poche regioni, forse l'unica, che ha una specialità, cioè sta tra due regioni a statuto speciale, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Ecco, parliamo di autonomia, parliamo di nuovi poteri, parliamo di un Veneto che vuole guidare anche da quel punto di vista le politiche infrastrutturali, le politiche di tutela del territorio, le politiche sociali. Bene, facciamolo con i nostri sindaci, perché sono i primi che devono, come dire, avere un occhio di riguardo da parte di chi può e deve dare delle risposte concrete. Quindi anche maggior dialogo proprio diretto con i sindaci del territorio. Quindi Ma un dialogo costante. diretto e costante, continuo. Noi non possiamo, guardi, io sono convinta di una cosa, io quando ero a Roma, oggi sono in Europa, non posso svolgere bene il mio lavoro se non ho la percezione costante di quello che mi sta accadendo intorno. Cioè io adesso sto girando il Veneto dalla piccola media impresa all'impresa piccolissima, alla partita IVA, all'artigiano, al commerciante, alla grande impresa. Non posso fare bene il mio lavoro da eurodeputato se non parto dall'ascolto di chi vive i problemi tutti i giorni. Per qualsiasi settore il sindaco è una pedina fondamentale. Ripensiamo al rapporto tutti insieme e rafforziamolo. Molto bene, intanto io continuo, dico già che siete bravissimi perché le domande sono semplici ed efficaci. Dottoressa, professoressa Metellini, prego, a lei la parola. Sì, io sono Ariella Metellini, ex insegnante di scuola superiore e ora curatrice della mostra scientifica Sperimentando. Ecco, io intervengo a proposito delle attività di divulgazione della cultura scientifica, perché nella scuola in questi ultimi anni c'è stata una diminuzione delle proposte relative ad attività sperimentali, anche dove c'erano dei bei laboratori, questi non vengono più usati perché c'è stata una riduzione del personale tecnico. Nel documento sulla buona scuola fisica viene citata una sola volta con educazione fisica. Allora, evidentemente le scienze vengono trascurate in un'epoca in cui invece è fondamentale che i nostri giovani abbiano una buona cultura scientifica, perché altrimenti non possono fare scelte consapevoli. Adesso solo per citare velocemente, nel campo dell'energia, nel campo dell'inquinamento. Allora, in molte città si stanno attrezzando di centri scientifici tecnologici per integrare questa carenza della scuola. A Padova diciamo, abbiamo avviato questa iniziativa Sperimentando, che però arranca. Nel Veneto non esiste un centro scientifico a disposizione dei giovani e della cittadinanza. Io domando qual è l'orientamento a questo proposito e dove possiamo cercare risorse per continuare queste attività. Allora, a me piacerebbe che il Veneto, anche da questo punto di vista, potesse garantire ai nostri giovani università eccellenti, trasporti efficaci, alloggi dignitosi. Non ci siamo ancora. E lei tocca un punto fondamentale, la scienza, la ricerca, tutto il tema del digitale, dell'innovazione tecnologica. Perché qui è fondamentale un Politecnico del Veneto? Perché da qui partono le eccellenze migliori, che vanno ad esportare in tutto il mondo prodotti straordinari da tutti i punti di vista, dall'agroalimentare alla sedia che oggi ho visitato nella Bassa Padovana, proprio aziende straordinarie di sedie, producono sedie in tutto il mondo e per tutti i marchi più grandi del mondo, ma anche lì serve innovazione. Non funziona l'impresa che non ha saputo reinvestire, no?
nella propria azienda in innovazione tecnologica. Quindi è da qui che i nostri saperi, le nostre intelligenze, i nostri talenti, e ce ne sono tanti tra i giovani, devono partire. Quindi io credo un Politecnico del Veneto dove ci sia la possibilità di creare un forte centro per la ricerca, un ripensare a Nanotech. Nanotech è una struttura della regione dove ci sono dei ricercatori eccellenti che non vengono sfruttati al meglio, possiamo dare molto di più. Noi abbiamo dei ricercatori straordinari, li dobbiamo sfruttare, li dobbiamo valorizzare al meglio, stringere un rapporto forte e sinergico tra università, imprese e ricerca. Questi tre mondi non li possiamo vivere separati, ma facciamo in modo che la regione crei le condizioni per questo fare sistema. Manca una proiezione sul futuro, manca a mio avviso anche da questo punto di vista una visione, un progetto per il Veneto. Io vorrei fare in modo che il Veneto fosse conosciuto in tutto il mondo, lo è già, ma grazie all'intrapresa, grazie alle intelligenze, alle straordinarie capacità dei veneti, ma la regione deve essere l'istituzione che valorizza e cerca di spingere da questo punto di vista, per cui siccome molto dobbiamo fare in alcune aree, in particolare della nostra terra, io penso che questo argomento che lei cita dovrà essere uno dei temi che noi guardiamo con grande, come dire, per dare speranza dobbiamo guardare con grande coraggio. Benissimo, ringrazio intanto Alessandra Moretti, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Grazie.